Lunedì prossimo ad Agrigento sarà presentata in conferenza l'edizione 2023 del premio Carchinos. Anche a te un piccolo riconoscimento quest'anno. Ad Agrigento lunedì prossimo 8 maggio alle ore 10:30 a Casa San Filippo, sede del Parco della Valle dei Templi, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 del Premio Carchinos, organizzato dall'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari. Saranno presenti il direttore artistico Carmelo Cantone, Francesco Novara, presidente dell'Associazione Antiche Tradizioni Popolari, e il regista della manifestazione Bruno Carapezza. A rendere gli onori di casa sarà il direttore del Parco dei Templi Roberto Sciarratta. La cerimonia di consegna del premio Carchinos si svolgerà sabato 20 maggio al Teatro Pirandello di Agrigento con inizio alle ore 20. Il premio è attribuito da una commissione composta da personalità di acclarata professionalità in diversi ambiti della società civile. Gli organizzatori affermano: il tema di questa edizione si arricchisce attraverso le personalità che saranno premiate di connotazioni legate non solo ad Agrigento ma a tutta la Sicilia, toccando argomenti come cultura, giornalismo, diversità, legalità, nell'intento di inviare al pubblico un chiaro messaggio di resilienza, tolleranza e accoglienza nei confronti di tutte le genti. La vera novità di quest'anno sarà un convegno a Casa Barbadoro il giorno precedente la serata del premio, dal titolo Carchinos 2023, le eccellenze del turismo culturale e sostenibile, curato da Maria Luisa Zegretti. Il 19 maggio, con inizio alle 18:30, ci si soffermerà su Diodoros, il progetto culturale gastronomico legato a Casa Barbadoro. Attraverso gli uomini protagonisti di questa esperienza, oramai consolidata, si ripercorreranno le tappe iniziali e i grandi risultati legati a questo nome che rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama delle esperienze che un turista può trovare all'interno del parco archeologico e paesaggistico. Cantone e Novara sottolineano: la certezza della bontà di quanto fatto fino ad oggi per tutta la città di Agrigento ci ha spinti a continuare nel nostro operato del premio. Riteniamo possa essere un'importantissima opportunità per le generazioni, dimostrando che si può riuscire ad eccellere nella vita anche partendo da Agrigento, dal cosiddetto profondo sud. E lo concludiamo con un meraviglioso applauso ad Agrigento e a quello che sa dare, al cuore di Agrigento.